Buongiorno e benvenuti. Io sono Pier Antonio Polloni e sono uno psicologo e psicoterapeuta corporeo. Questa è Psicologia Pratica, una rubrica che riflette sul proprio benessere personale e la realtà quotidiana. Oggi inauguriamo qualcosa di nuovo, il Q&A, cioè Questions and Answers, domande e risposte, che voi ascoltatori avete inviato in redazione. E l'argomento di oggi sarà ansia e attacchi di panico. Ho l'ansia sia quando sono tranquilla a casa che quando esco. Non so più che cosa fare. Sigla! Ti è mai capitato di sentire l'ansia come una presenza costante che non ti lascia tregua né a casa né fuori? Magari ti trovi sul divano, apparentemente rilassata, ma il cuore accelera, il respiro si fa corto e un senso di inquietudine ti invade. Oppure sei fuori, magari con gli amici, e all'improvviso l'ansia si manifesta senza un motivo apparente. Se ti riconosci in questa situazione, sappi che non sei solo. In questo video voglio spiegarti cosa sta accadendo, ma soprattutto darti qualche strategia per gestire ansia e attacchi di panico. Per quello che possiamo fare attraverso un video, chiaramente. Perché l'ansia arriva sia a casa che fuori? L'ansia non è solo una risposta a situazioni stressanti. Quando diventa pervasiva, può attivarsi in qualsiasi momento, anche nei contesti più sicuri. Questo accade perché il cervello ha imparato a vedere il pericolo anche quando non c'è. Si è abituato. È come un allarme difettoso che suona senza un motivo, attivando sintomi fisici, tachicardia, che poi in realtà è cardiopalmo, perché il cuore non perde dei colpi ma batte in modo più prosperoso, il respiro si fa affannoso, tremori, vertigini talvolta. E più cerchiamo di combatterla, più sembra rinforzarsi. Pensa all'ansia come una macchina che continua a girare al massimo regime anche quando sei fermo al semaforo. Non importa se il motore è acceso in un'autostrada trafficata o in un parcheggio deserto. Se l'acceleratore resta premuto, il motore continua a ruggire forte. Ecco perché puoi sentirti ansiosa sia nel caos della città che nella tranquillità della tua casa. Il punto non è il luogo in cui sei, ma il messaggio che il tuo cervello riceve e sta inviando al tuo corpo. Gli attacchi di panico cosa sono? Perché accadono? Un attacco di panico è una reazione improvvisa di paura intensa, accompagnata da sintomi fisici. Sudorazione alta, sensazione di soffocamento, paura di perdere il controllo, addirittura di morire. E spesso chi li vive inizia a temere che possano accadere di nuovo e alimenta così un circolo vizioso di paura e che diventa paura della paura. Un attacco di panico è come un'onda improvvisa in mare aperto, ti sorprende, ti sommerge. Per qualche istante sembra che l'acqua che ti sta trascinando via sia reale, ma proprio come un'onda, anche l'attacco di panico ha un picco e poi cala. La chiave è non opporsi, lasciare scorrere senza farsi travolgere dalla paura di affogare. Cosa posso fare per uscirne, no? La buona notizia è che esistono strategie efficaci per gestire l'ansia e ridurre la frequenza di attacchi di panico. Ecco allora che voglio parlarvi di 3 tecniche che potete provare subito e che sono state verificate funzionanti. La prima è la respirazione diaframmatica. Quando senti l'ansia salire, prova a rallentare il tuo respiro. Inspira profondamente dal naso contando fino a 4, trattieni poi il respiro per 2 secondi e poi butta fuori il respiro dalla bocca contando fino a 6, per cui 4 più 2 più 6. Questo aiuterà il tuo sistema nervoso a calmarsi. Pensa alla tua respirazione come all'ancora di una nave, più stabile e sarai meno trascinata via dalle tempeste dell'ansia. Accetta e osserva l'ansia anche. Invece di combatterla, prova a osservarla come se fosse uno scienziato curioso, come se fosse un treno che passa davanti quando sei ferma con la macchina di fronte a un passaggio a livello, lo vedi arrivare da un lato e finire dall'altro, poi scompare ai tuoi occhi. Puoi dirle, ok, ti sento, so che ci sei, ma io non sono la mia ansia. E questo approccio riduce anche la sua intensità perché disidentifica la persona con l'ansia. È come quando senti un rumore strano nella notte, se provi a ignorarlo sembrerà ancora più forte. Accendi la luce e guardi, spesso scopri che era solo magari un po' di vento o magari un vicino al piano di sopra a cui è caduta una scatoletta per terra. L'esposizione graduale è di grande aiuto, cioè se l'ansia ti blocca dal fare cose importanti, prova ad affrontarla a piccoli passi. Se uscire ti spaventa, inizia con brevi passeggiate, magari vicino a casa o intorno a casa. Aumenta gradualmente il tempo e la distanza progressivamente. È un po' come allenarsi in palestra. Non inizi sollevando 100 kg,
ma inizi con pesi leggeri per costruire forza, costruire resistenza. Altra cosa che mi chiedete, quando si chiede aiuto? Se l'ansia e gli attacchi di panico stanno limitando la tua vita, non esitare a chiedere aiuto, un supporto a uno specialista. La terapia psicologica in particolare, la cognitivo-comportamentale, ma anche altri modelli, sono molto efficaci per rompere questo circolo vizioso. Ad esempio la psicologia corporea è pazzesca su questo. L'ansia può essere debilitante, ma non devi conviverci per sempre. Con le giuste strategie è necessario l'aiuto di un professionista, ma puoi ritrovare il controllo della tua vita. E ricorda, l'ansia è come una tempesta, ma anche la tempesta più violenta prima o poi si placa. E tu non sei quella tempesta, sei il cielo vasto, infinito che la ospita. Non perdere la speranza, perché dentro di te c'è una forza più grande di qualsiasi paura. Se questo video ti è stato utile, lascia un like, condividilo con chi potrebbe averne bisogno e se hai domande scrivile nei commenti, risponderò volentieri con altri video. Ciao!